Questo programma si vede con s'aggiuto della regione sarda. Saluto a tutti e benvenuti a questa puntata nuova di Sanremo Giornata che stiamo oggi di letteratura, di teatro in lingua sarda, ma fino a se è una cosa che pare di levia, ma levia no è, come i cartoni, animati per spicciocchetti, furriausi in sardo. Devo fare con Ivo Murgia, che è un esperto di lingua sarda, uno scrittore, un autore teatrale, ma può scrivere una cosa, Ivo? Benvenuta. Grazie, saluto a tutti, per Sandro a tutti, grazie a De Messizeriao, se pregiamo me da 10 con tu in noi. Ivo, cominciamo a fuori de cartoni animati. Tu in questi anni hai lavorato un mese, possiamo parlare dessa lingua, e in questi mesi hai imbuccato un'andala nuova con una vaina bella, massimamente voi spicciocchetti, su che è questo libro, Il Gnognosaurus, fatto da un amico tuo, friulano, Dre Venier, scritto in lingua ladina, che lo ha sfurriato in lingua sarda. Mi pare di questa la miglior maniera per accostare i spicciocchetti a sardo. È proprio aici. Questo lavoro è nato da un'amicanza, prima di tutto, sa che tengo Deo con Dre Venier, che è un amico, è uno scrittore, un militante della lingua friulana o furlan, come dinantissus. E collaboriamo in pari con questo giornale storico del friulanismo, che è la patria del Friul. Anche a Deo si invia una reus della Sardegna. E commenti collaboriamo in pari, in un certo punto Issu ha fatto questa pubblicazione, Issu ha fatto già i dresi di questo fumetto in friulano. E a un certo punto mi hanno detto, ma vuoi che non davvero in sardo pure che adesso è una bella cosa? E ho detto, già è una bella cosa pure, però questo è un lavoro che ha di tempo, energia, se tocca da gatta è una giudice, un finanziamento. E grazie a Dio, ho gatta, questa è stata aiutata dalla provincia di Castello, e ho gatta un editore serio, puro, moderno e professionale come la seconda casa. Devo fatto questa traduzione in addirittura del suo friulano, in italiano non esiste, non si gatta questo fumetto, e dopo tradurre, dopo vorrei addirittura in sardo. Tocca da noi che in Friuli questo ha ottenuto un grande successo. Questo è un lavoro ben fatto, un lavoro moderno, professionale, ma vinza fresco e spazioso. E dunque è una ina di importo umano potrà accostare ai SPPUs o mai manno spuro a sa lingua minorizzata. Poi su friulano noi speriamo che possa attendere questa propria funzione con questo sardo pure. Si può dare meda dei commenti a costiai spicciocchetti a Susardo, a Ghistioni, manna, scusa di Susardo in isiscolas, ma capita da che vari cerbortas manchinti, manchi di sa maniera di usufruire a costiai, servinti, come ti fornendo tui cose nuove, friscas e modernas, e comprobando questo lavoro con i spicciocchetti spitticus, tocca a noi che forse si scusta sandala di seguire, a fare cartoni animati, a fare fino a se qualcuna cosa che si possa applicare in lettura in internet, voi spicciocchetti spitticus. De chi no, si rischia di far risparessere questa lingua, siete d'accordo? Ma è proprio aici. Questa torna a noi questa maniera meglio di dover fare accostare i giovani a Susardo. Serve di questa modernità, cioè a vivere in un mondo di oggi, pensando a oggi e chiesti a crasi, pure uno a vivere in un mondo del suo passato, fendi su che di now Deo in una maniera non che ironica, operazione e nostalgia. Questo oggi non funziona più, noi siamo che si serve. Si serve in una moderna, fresca e spaziosa, come ti vuoi intendere fumetto, spazioso, ben fatto in sardo, come ti vuoi intendere cartone animato, e a Marolla si tocca da passare fino in internet, oggi la comunicazione cammina a me da insarrezza, desarrezza, che dinanta, e dunque tocca ad essere presenti in Gunispur. Tu in questo lavoro, tocca da noi, hai fatto con una difficoltà ancora più manna, che hai tradotto questo cartone animato, questo fumetto in sardo della lingua ladina.
Adesso Friulano, adesso Friulano. E mi toccava Marolla, poi in italiano non sa gatta. E gli autori hanno proprio questo sfuggio, se da fine si è scritto in noi, si è presentata del suo libro, hanno Deo, questo non dà per tradurre in italiano, finché saccando la lingua mia, su Furlan, non da tenere la propria dignità, su proprio rispetto dell'italiano. Finché si sa di, non usarsi in italiano non devi sapere. Questo può dire canto è militanti, amico mio Dre Venier. Ivo Murgia, poi Spagus, che ancora non conosci, esti uno picciocco che, da quando futi proprio picciocchino pittico, esti trabagliando, poi imparai su sardo. Ha scritto parecchie cose, ha furriau operas dei scrittori in mannos della letteratura mondiale in sardo, e in moi a parte questo trabaglio parisa Dre Venier, attento un'altra pensata. Esti una pensata che poni parisa, accappiata su sardo con sa musica elettronica, musica dub si lamada. Se poi si parisa un altro macco salimba che esti Francisco Medda a Rogalla, che sa gita passata esti venivano a Nosagattai, si girando sa Sardegna con i microcontos. È uno spettacolo dove ligisi contos che ha scritto lui e Francisco ti accompagna da questa musica da. Per prima cosa ti voglio domandare, e poi ti ad usare la mouse microcontos e non contingente? Ecco qua. Dunque, questa domanda mi danti già fatta, però la risposta è facile. Su nomini è microcontos e non contigello su questa regione. Poi la microletteratura è una corrente letteraria europea e internazionale e a questa noi si ispiriamo e si voleva a capire che devo riponere una cosa tipo contigello. Paria contigello de vorrei di tutto, cioè così te da nuova che da ici. E invece a noi voglio proprio marcare in questa appartenenza a questa corrente internazionale. E tocca da noi che su traballo mio in internet ho cominciato già i 6 anni quando ho aperto il suo primo blog in lingua sarda, tutto in sardo, che non vedo in italiano, e da 6 anni sono ancora pubblicando già i doni a di, e dunque mi duagato bene. Non li sa ricordare che lesti su dritto telematico cosa tua, italianante? Basta da ponni Ivo Murgia in Google e si compare, ti sa la prima cosa che si compare è sul blog Cosa Mia. E commenti se io ci sono affezionato e fino a si impegnare in sarrezza e in internet, i ultimi 2 libri li ho fatti in lettura elettronica. Che se va assai da editori, pubblicazioni, paperi, ci li ho posti online e funti a disposizione in free download a gratis, non si paga nulla, e ti do di leggere, scaricare e imprentare i commentori. De uno de gustus, hanno passato su 2011 che si intitola proprio Microcontos, letteratura pochino ottenere tempus de Verdi, che funti 35 microcontos di letteratura surreale, in areuso, in sardo, manoscetti, dopo fatto sul reading, su spettacolo che nasce da Sattovio con Francisco Medda a Rogalla. Ne uso scioverau 10 e insomma ha composto tutte musiche originali. Insomma, no, donami un input, un vuedo, un concetto che mi possa ispirare e poter fare questa musica. E dopo noi tengo si è partito e mi ha composto 12 tracce originali, 10 contos e 2 bis puro. e ho fatto questo spettacolo. Ho scritto, ho fatto tutto originali, ho ligio, accompagnato da questo che è un musicista di musica elettronica, dunque non c'entra nulla con noto musicale sardo, e manco su che ha scritto Deo, se non fessi che è in sardo, con sa Sardegna non c'entra nulla. Poi ti avevo fatto conto che voi andate da Jimi Hendrix, da Spider-Man, sì, da Babbo Natale, a capiamo su questa tradizione nostra, ma contavo un sardo. Contavo in sardo. Punti contavo in sardo, tornano, se non fessi di gusto, non niente c'entra nulla con su sardo. Proprio che è un modello, non devono inventare nulla, tornano a essere un modello già con noto internazionale, l'idea è scelta ad adattare a su sardo e mi accompagnare un altro macco commenta me e tutto, che è a Rogalla che mi ha fatto questa musica elettronica per questo sconto. Microcontos che funti girando sa Sardegna e a sa gente bragidi, su pubblico lussighi, di questo all'innaiga sa limba che sumpera
non esti differente a un paese italiano, su inglese o su francese, l'importante è a contare cose interessanti. Ma sicuro pure, Castia. Praginti meda e ogni volta che dovevamo la gente in Navarra spantata. E quando acaba il spettacolo tutto si accostano e si nanta e non si davetamo una cosa una cosa fresca, spaziosa, no, finalmente una cosa nuova in sardo che conta della modernità, che è di nostalgia, cosa del suo tempo passato. La varranta proprio spantata, non si davetta questo maneggio nuovo della lingua, no? Conta me da fine a ponere parisi fueddu e musica. Certo, certo. E difatti devo appunto sorti a gattare un compagno come ti arrogalla, a parte che condividevo cosa a me in su queste idee nostre della Sardegna, del Sardo e fino a una politica, poi si inciagattavo troppo bene, in pari. E dunque ne ho tentato per uno strobo, per una difficoltà di pesare questo spettacolo e essendo che si spazia un noso, si spazia sa gente pure. Poi questa esperienza che hai fatto in questi mesi, quali sono le impressioni che hai avuto? Sa gente è di domanda, da parte sa gente che è interessata a intendere conti fatti in italiano o in un'altra lingua, ma sa domanda più frequenti, qual è? Castia, ti do a me su chi minanta, su chi sinanta e si serve cosa di aici. Minanta, bello, fiadora, debiri cosa di aici in sardo, ma non di negattau cosa di aici, fai si uscire, vita Deus è una maestra, Deus è un professore, a me mi serve in taina di aici, Deus è un ligio esistente, io leo cosa di aici. Vita volta a me, fino ai operatori, ai maestri, cioè non funti informati di tutto su che sente in sardo, su tutto su che vessivo. Deva avere una conferenza come in divazzo di tanto in tanto, una maestra si è pesata e andava, ma noi in sardo scritto non tenevo nulla. Dove mancante mi difesa, porca miseria, commenti non tenevo nulla. Gente di neve, e che conoscevo poco. Dunque, sa bisogno che invece da pillo graro e sa bisogno di conoscenza di su chi tenevo già è fatto e sa bisogno di seguire a fare in questo dritto però di modernità, di su che andavo prima, spazioso, fresco, che possa camminare sul mondo di oggi. Poi si fragili, poi giovani pure. Ed è su sardo in su tempus moderno e su tempus benidori si usa fuori a pustri dessa pubblicità. E a postisi dei consigli su comporatori si che uso questa arregionata con Ivo Murgia fustisi fuedendo del microcontus che paris a Francisco Medas si spainendo in tutta la Sardegna, ma in questi ultimi mesi tu hai fatto fino a un'altra cosa, un altro ebook elettronico, volesi contai di... Beh, certo, la vita è andata innanzi, il microcontus è un progetto, però tocca da fare mille cose. Dunque adesso seguendo con il suo blog e in sintesi ha fatto fino alla traduzione del microcontus e infatti di gusto ha fatto fino a un altro dei ebook che si intitola Sanno che non ha fatto nulla, che non c'entra nulla con il mondo dei microcontus, è un libro elettronico, dunque si ragazza online, si può leggere, scaricare e imprentare con mentolesi che non magari mancano un soldo, può amore de sarti, che arti esti, è tutta un'altra esperienza, è un conto, una specie di diario personale di un cammino interiore in areoso, un maghetto tra virgolette filosofico che questiona della vita dei uomini in questa società moderna, tutta un'altra cosa in areoso. Ivo Murgia, devi ciò che dubitico, ha di imparare una cosa che è di importante umano, che non tocca a Siserrai, Ivo è uno che dorrannai a lavorare un mese per imparare su sardo, ma comprendo che a conoscere
bene sa limba nostra, sa cultura nostra, non si può ponere in relata con le altre culture e a si confrontare con le altre culture dona fino a se più sciorza a sa cultura nostra. Per questo ha di furriau in sardo operas importanti della letteratura mondiale. Viene da Conca, Cronaca di una morte annunciata di Gabriel García Márquez, ma poi si confrontai fino a se uno che viaggia a meta, sarta da Erlacanas della terra nostra e andata in Europa, in altri continenti, si può conoscere de accanto le altre culture. E storrau da pago dell'Africa, del Senegal, che non sbaglio, e te sei andato a fare. E a girare, vedo sul mondo, a venire a conoscere i luoghi, se muovi con un associo di turismo solidali e responsabili, chiesti in castello, dei senegalesi e dei sardos, e se andavo a vedere un vaghetto come ti bivinti, sfrati nostri africani, ed è pure che è stata un'esperienza bella meda, posso chiedere sull'umanità di questa gente africana e fino a può comprendere come ti hanno tu, che all'incuna a simbillo chi teneus con gli africani, che funti in meda, non funti pagos. Questo ti volevo domandare, sa parte in manna dei sardos che muovono poi spazio, poi viaggi culturali, si toccano a biasuso, funti pagos, che toccano a biosso. A parri mio, invece, di questa cultura, che funti cultura poveras materiali, questa cosa materiale, ma che tenenti invece una cultura millenaria manna. Noi dobbiamo tenere profetto manno di questo confronto, di questa relata, e sta ici. Castia, da questo dove pensiamo prima e muove, poi è stata orrata dove penso di proporre. Teniamo scetti una cosa, questo amico mio, senegalese, Kilap, mi ha detto che la Sardegna è una primata prima dell'Africa. A volte noi non ci pensiamo che siamo su un mezzo del mare Mediterraneo, a un passo dell'Africa è proprio, come ti hanno detto, sul centro della civiltà del Mediterraneo. E non castiamo mai, come ti hanno detto, con Cagios, castiamo sempre con Cassos. E invece sì, a me da sardo sono da fare bene, da servire. A andare a comprendere come ti funti africani e quali funti a Simbillo, per esempio l'ospitalità di Chideniti, che è una cosa sardavuro. Ma devo depunare che con mala sorte nostra, a me da cosa che noi teniamo, commenti da tenenti ancora, gli africani ci da perdendo, andando, che non si manco sin da cattai. Poi Taddeo deve appocattare un senso della comunità, della socialità, di subire in pari. I genna sa sempre aperta, sa gente andando torrenti, va appendo in pari, facendo spippiu su giocando in saia, in mezzo su pruini, in mezzo a arena, billaus però dessa comunità, come ti via prima in vita nostra, sa? Tutte queste cose si da sagatte ancora in Africa, sa? E che tarricci ti commentano frati, come ti via anche noi e tutti. Le cose che noi sardos potevamo comprendere castiendo oggi un documentario di Viore Serra degli anni 50 e che in noi fonti belle esperienze, parte che una idea della Sardegna di intro che ancora alloga da questa cultura, in parte in manna della terra nostra, è belle esperienze. In Africa, durante tutto questo che muovinti, una orta che ribasa poi non ti da scaresci sproso. Si sfrigato, quando tu andas a cosa tocca da due torrai, è troppo questa cosa che ti tocca su coro. Più di tutto tornare questa bellezza della gente e sumanità. Sumanità che tieni ti tocca su coro di aderos. A parte che è troppo umana e in un viaggio scelto devi via unos 20 disi, non accudi a sapere, ti fai un'idea, ma non accudi a sapere a comprendere tutta questa cosa. Poi, posso che mi interessa da me, devo appocastiare fino a questa cosa con una mirata a reus coloniali, poi su Senegal, esiste colonia francese, e devo appocastiare giusta, è proprio dinamica di tutto sul mondo, e fino a questa Sardegna. Tu pensi a scetti che uno senegalese umano, questa frase. I senegalesi questionano su francese più bene dei francesi. Come te sardo su questionano meglio l'italiano. Bravo. Un po' di naica e dinamica sa punti proprio. Sa proprio cosa giusta. In Africa, e questa è un'altra domanda che ti voglio fare, Duadi donanta croba meda a questione di
tradizioni de poderai ed limbasa, che funti medasa, limbasa, e is africanos da s'allogant, poeta comprendinti che questa è una ricchezza, se ricchezza prummanna che non si può perdere. De questo modo di pensare delle popolazioni africane su sardu e tanti podi di pigai. Questa domanda è manna, poi Taddeo quando via in Niasa, in effetti dopo pensavo meda. Poi questa situazione è questa, due è la lingua ufficiale, della scuola, dei giornali, della politica che è su francese. Finché si pago tempo, e ti imparando questa scuola europea, questa storia europea in scuola africane, e ora è cambiando questa cosa, però fino a poco tempo fa, via di aici. Dunque, la lingua ufficiale del Senegal è il francese, e però che succede? A parte che ha avuto una surra di etnia e duate un sacco di lingue. Le lingue di questa gente, le lingue desinanti nazionali, si che vive. Su Wolof, che è la lingua di questa etnia Wolof, ma da un pena commenta la lingua franca pure, poi si questionare tra etnie diverse, lo questionano tutti su questionano su Wolof. Però, la cosa comune in Africa è che ognuno questiona su manco unos 4 o 5 lingue. Quando ne questiona da una o due europee, ne questiona da unos 3 o 4 de lingue de gustos, de nazionali e statali, sia su Wolof, sia Serer, sia tornare a una zona d'etnia. Dunque, si avuto in mezzo di un contesto di plurilinguismo naturale. È una cosa normale a questionare varie lingue. Chi è questa cosa meglio se viene a provare a crescere, se piccioccheto su pittico, su plurilinguismo come ricchezza e non monolinguismo come su Stato italiano tocca da Dunai, non si dispragi in meda questa cosa pure, ha di fatto a maniera che sa Sardegna in tutto questo anno appada su un frio a crescere monolingue invece di bilingue o trilingue, è una cosa legge a meda. Ormai non ho preso manco un oso che sia fanatico, c'è una surra di studi di psicolinguistica, di linguistica generale, di ogni razza di cosa che si dà mostra da claro, più lingua sa conosci di uno più e meglio sesti, sa da pesare più bene, ad vivere meglio, ad essere più pronto ad imparare altre e imparare altre cose, ad essere più ricco, a s'accabata, no? E tocca a Dionai un aggiuto con trabalho come questo ha fatto due che su schisa si fendo. Deorna su commensu Ivo Murgia tenete un tretto telematico loga Ivo Murgia blogspot no blogspot non dovresti ma che ci duonesi in Google Ivo Murgia di bessi da pillo andai ad un visitai questo dretto telematico che è interessante in meda. Ivo, su tempo servolao, ti faccio un'ultima domanda. Cartoni animaus, ebook, posso tempo su Benidori e te a tennis? E non riusciamo a mancare di vai su pilota di Formula 1, poi ho fatto tutto. E devo passare che a fare, adesso in internet, adesso vendi il reading, adesso scrivendi, che una cosa da faccio sempre e da passare a fare. Prima di serrare questa puntata, un'ultima cosa. Tu hai fatto fino a una vorriatura in sardo di Urnau in questa puntata. A parere mio, è importante in me da attendere fino a operas della letteratura mondiale furriata in lingua sarda per fare comprendere che si può leggere fino a in sardo come si può leggere e tanti Gabriel García Márquez si può leggere in lingua spagnola originale furriato in italiano ma furriato in sardo pure questo non cambia resta no? Ma certo questa è una maniera bella meda di si presentare sul mondo e di arricchire sul mondo in domunost a parte che la lingua sarda si confronta con un modello letterario su Artus a livello del premio Nobel come internao due De Márquez e fino a una maniera di fai avere e comprendi questa ricchezza e questa potenzialità che tiene in questa lingua è una lingua che volevo questionare di ogni cosa e fino a del registro su plus artus di questa letteratura universale del suo mondo.
E noi torniamo grazie a Ivo, può essere venuto a nos agattai, siamo sicuri che su che da fare in anni che hanno bene, ad essere qualunque cosa di qualità, come tutto ciò che ha fatto in anni passati. Grazie a Ivo. Grazie a tu e a tutti, a Sibirio. In buon'ora nos vediamo su Gita Gintrada. A Sibirio. Questo programma si vede con s'aggiuto della Regione Sarda.